Mangia sano, scegli i produttori del tuo territorio, dal coltivatore al consumatore senza intermediari. Genuinità, territorialità, convenienza. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ti invitano al mercato di Campagna Amica. Ogni sabato mattina, nell'esclusiva location dell'ex Medi Nuoro in Piazza Mameli, la tua spesa è all'insegna della genuinità. Decine di stand con prodotti locali come frutta e verdura, formaggi, pescherie, pasta fresca e prelibatezze locali per sostenere i produttori del tuo territorio. Coldiretti e Campagna Amica Nuoro Ogliastra ogni sabato mattina dalle 8:30 ti invitano al mercato di Campagna Amica per mangiare genuino, per stare meglio. Ogni volta che entro qui so che ci sei, sempre al mio fianco. Sono pronto a sostenerti in tutti i reparti, corsia dopo corsia. Dagli alimentari al sushi sul momento, passando per macelleria e pescheria. Insieme sposiamo solo la qualità. E se non hai voglia di cucinare, scopri la freschezza del reparto gastronomia. Delizie pronte da gustare, buone come fatte in casa. Vivi la tua spesa con amore all'Eurospar Tortolì. In offerta birra Tuborg 66 CL a 99 centesimi, ammorbidente felce azzurra Mon Amour 60 lavaggi a 2,99 €, mortadella con pistacchi Despar duetti a 2 euro, melone verde a 1,19 € il chilo. Eurospar, via Bertolotto 2, Tortolì. Tutti i giorni, orario continuato dalle 8:30 alle 21. C'è un luogo dove si sta davvero bene, dove i profumi sono inebrianti e dove la simpatia e la cordialità sono di casa. Icnos Aristopub, la pizzeria e il ristorante da vivere con tutta la famiglia, gli amici o la persona speciale. Le pizze sono cotte nel forno a legna e vengono proposte in tantissime varianti super gustose. Il ristorante segue la tradizione sarda, dalle ricette antiche a quelle più moderne, e solo con prodotti freschi e selezionati. Icnos Aristopub, in pieno centro, in via Monsignor Virgilio 42 a Tortolì. Per info e prenotazioni 0782 4504 12. Seguici anche su Facebook e Instagram. L'estate, il sole che bacia i capelli, il mare. Uff, i capelli. Oddio, i capelli. Basta! No, ferma! Ci pensa Amy Beauty Hair. Con il kit per la cura quotidiana di Kerastase, la messa in piega in regalo. 5 prodotti, iniziando con olio e crema nel pre-esposizione, dopo sole con shampoo e maschera, e prima di uscire, olio elixir ultime per dare lucentezza. E se ti manca il salone, con l'acquisto del kit, la messa in piega te la regala Amy. Amy Beauty Hair. Everybody's perfect. Via Macomer 1, dietro Banca Intesa, a Tortolì. 0782 62 36 84. C'è un'estate in cui non sei solo spettatore, ma protagonista insieme agli autori, alle storie, alle emozioni. A Perdas de Fogu torna a 7 sere, 7 piazze, 7 libri. Il festival letterario dove ogni piazza diventa un incontro, ogni sera una scoperta e ogni libro un dialogo da vivere, insieme. Dal 28 luglio al 3 agosto siediti tra le persone, ascolta, domanda, emozionati, perché ogni voce conta, anche la tua. 7 sere, 7 piazze, 7 libri a Perdas de Fogu. Il pubblico è parte della storia. Stai pensando di metterti in proprio, ma hai le idee un po' confuse? Noi di SNI, Servizio Nuove Imprese, siamo in grado di accompagnarti nelle tue scelte di aspirante o neoimprenditore con competenze e strumenti all'avanguardia, informazioni di base, orientamento all'imprenditorialità, attività formative. Registrati su sni.unioncamere.it. In pochi clic i migliori esperti di creazione d'impresa delle Camere di Commercio d'Italia saranno a tua disposizione. SNI, imprenditori si diventa. Chi l'ha detto che la pausa pranzo deve essere uno sbatti? Sunset Lounge Bar, la tua oasi immersa nella natura, ti propone menù di terra o mare a partire da 15 euro. Hai capito bene? 15 euro per staccare con gusto nella tua pausa pranzo. Basta file, basta guardare l'orario. Al Sunset la cucina è aperta tutto il pomeriggio e per i più raffinati ogni giorno fuori menù da leccarsi i baffi. Sunset Lounge Bar, lo stile che cercavi tutti i giorni. Piazzale San Gimigliano, Tortolì.
Buongiorno a tutti e a tutte da Federica Melis, ben trovati al secondo appuntamento della mattina con Stella Dice che col nostro notiziario Le News dall'Ogliastra. Partiamo oggi con una buona notizia perché in Ogliastra parte il progetto regionale di telemedicina. Dal prossimo settembre al via nella ASL 4 le televisite dei pazienti diabetici. Televisite, teleconsulto e telemonitoraggio sono queste le tre principali frontiere della telemedicina in Sardegna. Dalle prossime settimane anche in Ogliastra prenderà via questo importante progetto che consentirà di sviluppare nuovi servizi di prossimità per i cittadini. In particolare nel cronoprogramma del piano è previsto che l'Ogliastra parta da settembre con la piattaforma per le televisite dei pazienti diabetici, un progetto possibile grazie alla sinergia tra le ASL isolane e l'Ares Sardegna che gestisce il progetto a livello regionale. I dettagli del piano sono stati presentati durante un incontro nella sede dell'ASL Ogliastra Lanusei, la presenza dei tecnici informatici di Ares Sardegna coordinati dal dottor Cesare De Lussu, del commissario straordinario Diego Cavizza e dei professionisti sanitari delle diverse strutture amministrative. L'avvio del progetto in Ogliastra rappresenta un tassello fondamentale nella strategia di Ares per la digitalizzazione della sanità, con cui puntiamo a uniformare e potenziare gli strumenti a disposizione dei nostri professionisti e dei cittadini. A dirlo il dottor Cesare De Lussu, direttore appunto dei sistemi informativi sanitari della clinica di Ares Sardegna. Questo sarà possibile grazie alla piattaforma Poema, ovvero un software già utilizzato in diverse regioni che permette di svolgere numerosi tipi di attività cliniche a distanza. Per esempio nel caso della televisita il paziente può accedere alla piattaforma e collegarsi col proprio medico curante per poter effettuare una visita o ricevere la prescrizione di terapie. Discorso simile per quanto riguarda il teleconsulto. Anche in questo caso si tratta di un'attività di consulenza a distanza tra medici. I professionisti possono confrontarsi avendo anche la possibilità di condividere dati clinici referti a immagini del paziente. Per quanto riguarda invece il telemonitoraggio, i pazienti vengono controllati direttamente da casa grazie a dispositivi medici connessi tramite uno smartphone in cui viene installata un'apposita applicazione che rilevano alcuni parametri vitali come pressione sanguigna e frequenza cardiaca. Le attività svolte tramite la piattaforma vengono poi registrate in un database unico nazionale. Insomma, una vera svolta, questa molto importante. L'ASL Ogliastra è in procinto di partire con la telemedicina. Andiamo avanti, ora parliamo di un'altra buona notizia che arriva per Girasole, che dopo 40 anni ha una nuova condotta idrica con un investimento di oltre 360.000 euro. A Banoa ha completato i lavori per la sostituzione della vecchia condotta di collegamento tra Tortolì e Girasole. L'intervento, al quale è stata data priorità, è finalizzato anche a migliorare la generale condizione dei comuni alimentati dall'acquedotto di Villagrande, liberandolo dalla necessità di garantire la portata che è attualmente indirizzata a Girasole, risorsa preziosa che sarà destinata ad altri centri che soprattutto nel periodo estivo finiscono in sofferenza a causa di siccità che colpisce le fonti locali. Girasole potrà ora ricevere l'acqua dal potabilizzatore di Tortolì. Il collegamento è stato avviato ufficialmente ieri mattina durante un incontro all'impianto di Tortolì, al quale hanno preso parte i sindaci di Girasole e Tortolì, Lodovico Piras, il sindaco di Tortolì Marcello Lano, il presidente del consiglio d'amministrazione da Banoa Giuseppe Sardu, il direttore generale Stefano Sebastio, i titolari dell'impresa Loggi che ha eseguito i lavori. L'opera, oltre a garantire la sicurezza di approvvigionamento al comune di Girasole, più volte segnato di servizi legati alle condizioni della condotta addutrice, consentirà di sgravare l'acquedotto di Villagrande da importanti prelevi che potranno essere dirottati verso i centri di Triei, Baunei, Elini, Il Bono, Lanusei e Loceri, al fine di contenere e scongiurare dei servizi per carenza di risorsa verificatesi negli anni passati, in particolare nel 2024 con pesanti restrizioni che ricordiamo tutti.
Sulla vicenda ha commentato il sindaco di Girasole Ludovico Piras, che dice: ho avuto l'onore di essere presente all'attivazione ufficiale insieme a tutti i dirigenti a Banoa, a testimonianza dell'importanza di quest'opera per la nostra comunità. Dopo oltre 40 anni di attese, disagi e guasti continui legati alla vecchia rete proveniente da Villa Grande, il nostro paese può finalmente voltare pagina. Ora disponiamo di un'infrastruttura moderna, efficiente e sicura che garantirà finalmente un servizio idrico stabile e affidabile, così il sindaco Piras. Proseguiamo il nostro notiziario ora con una bella storia. Ogni filo, ogni perlina ha una voce, ogni stoffa ha una storia, ogni abito creato dall'estro della stilista Silvia Blumenthal unanima, inclusività, sostenibilità e creatività. Le collezioni della stilista ogliastrina Silvia Blumenthal sono un manifesto dell'ecosostenibilità. 41 anni, tortoliese d'adozione, ha intrapreso la sua carriera 9 anni fa con il desiderio di portare nella moda un messaggio forte e autentico, l'inclusione di tutte le taglie, di tutte le età e la creazione di capi di abbigliamento che rispettino l'ambiente. Abbiamo il piacere di avere con noi in video collegamento proprio la stilista Silvia Blumenthal. Buongiorno Silvia. Buongiorno. Silvia, grazie intanto per essere intervenuta qui con noi. Hai appena firmato una nuova collezione che si chiama Ieri e Oggi, ce ne vuoi parlare? Sì, allora la collezione Ieri e Oggi si basa sul principio di riutilizzo, ma non riutilizzo per come si può pensare di riciclo, perché c'è differenza tra recycling e upcycling. Upcycling, a differenza del recycling, si basa sul fatto di prendere un vecchio capo dimenticato e trasformarlo alzando il valore iniziale, che non è necessariamente un valore economico, ma è un valore anche ideologico. Infatti io in questa collezione parto da materia prima che spesso viene considerata di scarto o comunque dimenticata, come vecchi capi, possono essere vecchi pantaloni, vecchie camicie, ma non solo abbigliamento, anche arredamento, quindi potrebbe essere tendaggio, potrebbero essere vecchie tovaglie ricamate a mano, vecchi asciugamani sardi ricamati a mano, arazzi che poi appunto ho restaurato, trasformandoli non è né una creazione né una distruzione, è una trasformazione, un po' come la legge di Lavoisier: niente si distrugge, niente si crea, tutto si trasforma. In questo caso io ho questo atto di trasformazione dando a queste materie prime una nuova vita, cioè non cancellando la memoria ma portandola avanti. Un altro tuo messaggio forte che porti nelle tue collezioni è quello appunto di inclusione. La moda purtroppo dà dei diktat, soprattutto che riguardano le taglie, tu invece questo lo stravolgi. Assolutamente sì, io sono dell'idea che la moda non sia un qualcosa di elitario o in cui si debbano escludere determinate categorie, perché la moda sono dell'idea che sia un'arte e in quanto tale non elitaria, ma un bene di cui tutti debbano e possano usufruire. Quindi sono anche dell'idea che la moda sia un qualcosa che riguarda anche la comunicazione primaria nostra dell'essere umano, e quindi non vedo per quale motivo, e vale sia per le donne che per gli uomini, non vedo per quale motivo qualcuno debba sentirsi escluso o non considerato nel momento in cui la moda fa parte della comunicazione umana, fa parte di chiunque di noi, quindi assolutamente sì. La tua carriera è cominciata 9 anni fa, com'è che nasce? Ma se tu già da bambina comunque avevi questa vocazione per appunto la moda, per la sartoria, tu sei anche modellista. Sì, da quando sono piccola ho sempre avuto comunque questo interesse verso appunto la moda. Io mi ricordo già quando ero alle elementari avevo il mio quadernino dove disegnavo gli abiti, li passavo alle mie compagnette e loro mi davano i voti. Poi già crescendo tendevo a crearmi da sola gli abiti di carnevale, anche se mia madre comunque quindi ho avuto anche comunque un'influenza dal punto di vista familiare, perché comunque nella mia famiglia sono tutte hanno un po' tutte questa manualità, come penso tutte le famiglie sarde più o meno. La manualità e comunque la sartoria
bene o male era sempre presente, però quest'indole creativa è nata e riapparsa, è sempre stata un po' lì assopita. È nata nel 2014, quando ho deciso appunto di intraprendere un percorso didattico, che ha iniziato prima con appunto un corso di taglio e cucito, poi via via è andato col tempo, perché è stato un percorso lunghissimo negli anni di appunto un percorso didattico sempre più specifico fino ad arrivare appunto anche al modellismo. Silvia, ultima domanda, quindi questa è la tua ultima collezione, hai in mente a breve ci sarà qualche evento, una sfilata, perché tu insomma organizzi sempre degli eventi appunto per presentare le tue bellissime creazioni? Sì, per settembre non l'ho ancora portato avanti, sono ancora in fase sono un po' bloccata, ma devo riniziare prestissimo. Ho un'altra collezione di un progetto in collaborazione con Anna Piroddi, che è un progetto che riguarda appunto abiti interamente creati da plastica riciclata, quindi la plastica che scartiamo tutti i giorni nelle nostre case, trasformate in capi sartoriali dettagliati. Quindi voglio proprio che ci sia questo contrasto tra lo sfarzo e il dettaglio del sartoriale, ma a partire da un elemento che noi tendiamo a considerare scarto nel momento in cui ne abbiamo usufruito, ma che lo veneriamo nel momento in cui c'è la scelta nel supermercato, per esempio il packaging questo fa. Quindi vorrei appunto parlare meglio di questa nostra idea. Insieme ad Anna faremo un servizio fotografico che poi pubblicheremo appunto. Perfetto, grazie mille allora Silvia per essere stata con noi, per averci raccontato la tua moda etica e inclusiva, sostenibile. Grazie mille e buon lavoro. Grazie a voi, grazie. Silvia Blumenthal ci ha raccontato della sua ultima collezione, del suo lavoro, da cosa viene ispirata e qual è soprattutto il suo messaggio. Noi andiamo avanti con il notiziario invece, dando una comunicazione di servizio. Il Plus Ogliastra ha pubblicato il bando per la presentazione delle domande di rimborso per le spese sostenute dagli amministratori di sostegno che nel 2024 hanno rappresentato persone con un patrimonio insufficiente a garantire il rimborso delle stesse. Potranno essere rimborsate le spese sostenute dagli amministratori di sostegno o dei casi sociali privi di adeguati mezzi, oneri sostenuti per la stipulazione di polizze assicurative. La scadenza per la presentazione delle richieste è fissata per il 30 agosto 2025, ma per tutti i dettagli è possibile consultare il sito istituzionale del comune di Tortolì o anche il sito del Plus Ogliastra. Chiudiamo con un evento, una serata particolare, teatro e musica per l'inclusione sociale. Piazza della Tolleranza e dell'inclusione a Barisardo questa sera si trasformerà in un palcoscenico per tutti all'insegna della socialità, della condivisione e dell'incontro. La compagnia teatrale Rosso Levante promuove e organizza l'evento con l'intento di far rivivere e vibrare questo spazio. Si comincia alle 19 con lo spettacolo Sicuro Sicuro, le nuovissime avventure di Pinocchio, una creazione di Rosso Levante che affronta i temi di salute, sicurezza e ambiente. Uno spettacolo per bambini e bambine che in modo giocoso e divertente affronta argomenti che spesso appaiono troppo seriosi per arrivare al cuore dei più piccoli. Si prosegue alle 21:30 con Senza Zucchero della compagnia Artisti Fuori Posto, monologo di e con Francesca Saba che racconta storie di donne che decidono di curare le loro insicurezze e i loro inciampi emotivi con una medicina speciale, la risata. Si segue alle 22:15 un intervento sulla condizione femminile in Ogliastra dell'avvocata Gemma De Muro, consulente legale del centro antiviolenza dell'Unione dei Comuni d'Ogliastra. Si chiude alle 22:30 con la musica live del gruppo Los Trallalleros. Anche in questa serata porteranno in scena un mix travolgente di suoni e cultura. L'evento è patrocinato e sostenuto con il contributo dell'Unione dei Comuni dell'Ogliastra e si inserisce nel cartellone dell'estate bariese. Questo è tutto per oggi con il nostro notiziario, ma torniamo domani mattina come sempre con la nostra rassegna stampa. Grazie per averci seguito e grazie alla regia di Roberta Loi.